Agrigento, il perché dell'erosione del mare a San Leone. Ascoltiamo in proposito il coordinatore dell'associazione ambientalista Mare Amico, Claudio Lombardo. Ovviamente la pista ciclabile a San Leone non è causa ma è vittima dell'erosione. Il perché dell'erosione si è scritto tanto: il riempimento a mare a Porto Empedocle, le barriere parallele in contrasto con le barriere ortogonali di scogli alla Viale delle Dune. Secondo lei, Claudio Lombardo, responsabile di Mare Amico, qual è la causa che comporta ciò che accade? Innanzitutto bisogna dire che non esiste una causa, ma esistono una serie di concause e bisogna analizzare il fenomeno della erosione, che è un fenomeno assolutamente naturale, è un sistema che la natura effettua per modellare la nostra terra. Provoca erosione il vento, provoca erosione l'acqua, provoca erosione la pioggia. Nella nostra fattispecie, per le coste, diciamo che abbiamo delle cause generali. Le cause generali sono sicuramente l'aumento della temperatura media della terra, che ha provocato un aumento del volume delle acque per lo scioglimento dei ghiacciai, e questa è una causa generale. Il mancato apporto detritico attraverso i fiumi, perché abbiamo cementificato tutti i nostri fiumi e quindi arriva meno materiale in mare. Queste sono le cause generali. C'è un fatto che bisogna dire innanzitutto, che se noi andiamo a sottrarre 1 metro al mare, il mare lo recupera a valle. E quindi questo serve a spiegarci anche i fattori locali. Noi abbiamo fatto delle opere a mare come il porto di Porto Empedocle, abbiamo fatto il riempimento a mare a Porto Empedocle, abbiamo realizzato il porticciolo turistico a San Leone, abbiamo realizzato il lungomare a San Leone, abbiamo messo i frangiflutti perché avevamo visto che si andava erodendo tutta la costa. Questi sono fenomeni locali. Che fare quindi? In questo momento certamente Consentimi, oltre al lungomare a San Leone si è proceduto a un riempimento a mare anche a lungomare a San Leone per l'elipista. Come no? Sono stati sottratti metri quadrati, chilometri quadrati di costa, e il mare lo recupera e sta recuperando proprio in quella zona, che è una zona molto fragile. Che fare? Innanzitutto fare uno studio sulle correnti marine, perché tutta l'erosione viene accentuata dal movimento delle acque attraverso le correnti marine, e quindi andare a mettere, non c'è altro da fare, delle barriere soffolte a poca distanza dalla costa, che è l'unico sistema che in questo momento si può fare dal punto di vista tampone. Però è triste vedere che questa pista ciclabile, questo lungomare, si è visto, di Viale delle Dune, si è visto morire senza che nessuno facesse nulla. Io ricordo a me stesso che nel 2003, era il 18 marzo del 2003, quando proprio io ho visto il mare che stava per far crollare la strada, buttai giù dal letto l'ex sindaco Piazza alle 7:30 del mattino. Alle 8 lui venne, portò con lui l'ingegnere capo, venne pure la protezione civile, i vigili del fuoco. Nell'arco di un giorno furono buttate dei blocchi di cemento, delle pietre che salvarono, e ancora oggi hanno salvato quella strada. Oggi, in questi giorni, in questi anni, non abbiamo visto nulla di tutto questo.